Conferenza stampa oggi del presepe di Monteperto, un'iniziativa che grazie alla sua costanza continua da diversi anni. Sì, siamo arrivati alla 13ª edizione, ovviamente tutto nasce da un amore sfrenato nei confronti di questo territorio e una passione di essa, ma che rappresenta un pochino tutto il territorio agrigentino. È diciamo una serie di l'esaltazione delle tradizioni a 360 gradi, le tradizioni degli antichi mestieri, una zona molto dedita alla pastorizia e all'agricoltura, quindi avranno gli visitatori come sempre modo di visitare case antichissime, alcune di queste aperte per la prima volta anche quest'anno, quindi vedranno dei siti nuovi. Avranno la possibilità, sempre nell'ottica della tradizione, di assaggiare, ci saranno 11 assaggi lungo il percorso, quindi capite che dall'inizio alla fine ci sarà anche la possibilità di tornare a casa sereni, senza l'impellenza di andare a cucinare, perché all'interno del presepe ci saranno sempre nell'ottica della tradizione, con i sapori antichi e quindi anche gli odori della nostra tradizione. Quindi tradizione a 360 gradi. Poi la caratteristica nostra, come sapete, da sempre è che lungo il percorso ci sono diversi siti dove ci saranno alcune azioni artistiche, alcune teatrali, altre musicali, che fanno da corollario in un'atmosfera natalizia che credo che sia una delle più belle in assoluto. Ricordiamo che questo presepe è stato giudicato uno dei 3 presepi più belli del Sud Italia. Pensiamo di averlo anche quest'anno arricchito, per cui non ci resta che ricordare adesso le date, che sono il 26 con l'inaugurazione, che sarà un giorno particolare, molto ricco di avvenimenti all'interno del presepe stesso, giorno 28, giorno 1, 3, 4 e il 6 gennaio con l'arrivo del Re Magi. L'apertura è ogni sera alle ore 17:30 e l'ultimo ospite arriva alle ore 21. Mentre ovviamente mi premeva dire anche che un altro obiettivo, come sempre, pensiamo di averlo raggiunto, perché abbiamo già tantissime prenotazioni da vari alberghi, sia della città che della provincia e anche di fuori provincia. Quando arrivano autobus pieni di turisti che sappiamo che poi andranno a pernottare nei nostri alberghi, vuol dire che noi abbiamo raggiunto un obiettivo importante, che è un pochino uno degli obiettivi importanti che la politica si deve dare. Sindaco, il valore aggiunto di questo presepe per l'economia agrigentina qual è? Ma il valore aggiunto naturalmente è importante, come ha detto poco fa il dottore Amato, che ringrazio per l'iniziativa. Ogni anno il suo impegno è grandissimo, è un arricchimento culturale ma anche economico del nostro territorio. È vero che si dice che di cultura non si mangia, assolutamente no, non è vero, si mangia di cultura, perché un evento del genere, anche un evento culturale, richiama tanti turisti dalla provincia ma anche fuori provincia e forse anche fuori regione, una presenza quindi una presenza numerosa nel nostro territorio, facciamo conoscere le nostre tradizioni, facciamo conoscere i nostri luoghi. Peraltro Monteperto si presta benissimo per quello che il dottor Amato ha voluto fare in questi 13 anni, oggi siamo alla 13ª edizione, un borgo siciliano di un grande valore architettonico per quanto riguarda veramente questa amministrazione comunale, tant'è che stiamo lavorando anche su un progetto di riqualificazione della piazza centrale e mi pare doveroso che Monteperto lo merita. Stiamo arricchendo un territorio, stiamo arricchendo anche un fine anno che per noi è importante. Siamo nel 2025 e stiamo chiudendo in maniera positiva, estremamente positiva, Capitale Italiana della Cultura. Non poteva mancare un presepe che è stato giudicato, come diceva il dottor Amato, uno dei 3 presepi più belli del Sud Italia. Perché quando il dottor Amato ancora una volta ci ha proposto questa iniziativa, col sindaco non abbiamo esitato un solo istante a vararla e a potenziarla, anzi vorremmo avere ancora più possibilità di farlo, perché andrebbe pubblicizzata e le date dovrebbero essere molto di più.
È un presepe che resiste grazie al buon lavoro del dottor Amato, a cui va tutta la nostra riconoscenza. Per quanto riguarda il Capodanno siamo veramente soddisfatti perché siamo riusciti a chiudere all'altezza di una capitale italiana della cultura. Noemi è una grandissima artista, ha già pubblicizzato l'evento a livello nazionale ed è questo il nostro compito, portare turismo su Agrigento. Siamo certi che sarà un successo, lo speriamo veramente. Speriamo che il tempo sia clemente perché mai ricordo Natale più piovoso di questo. Poi ci sono tante cose con Radio Time, artisti locali, insomma una notte, la prima notte dell'anno, la più importante, la più gioiosa. Speriamo che porti veramente tanta gioia e serenità ad Agrigento.